Siamo con Sara Zarantonello, primo derby di hockey femminile di A1 Valdagno Trissino, partita stratosferica, perché bellissima partita dagli spalti, venite al Palalido che ci si diverte un mondo, con pressioni, raddoppi dal primo all'ultimo secondo. Tu e la tua diretta avversaria avete giocato una partita splendida. Tu che partita hai visto? Che partita è stata? Buonasera a tutti, intanto è un'emozione dopo anni tornare a fare una partita di hockey femminile, un derby che veramente abbiamo dato l'anima, testa, cuore, tutto. Si Infatti vedeva ho chiesto alle mie compagne di aiutarmi fin dall'inizio del primo minuto e ringrazio perché quello che ho chiesto hanno fatto, aiuto, squadra, testa, tutto e siamo state concentrate dal primo all'ultimo minuto. Sì, sì, e vinceva proprio anche dagli spalti della tribuna, pochissimi errori, ritmi altissimi, continui raddoppi. Poi il campionato allargando un po' il raggio, che impressioni hai di questo campionato? Come sta andando? Beh, questa è la prima partita che siamo entrati in partita fin da subito. Esatto, È stato proprio quello che ci ha fatto la marcia in più per andare a esatto. vincere questa partita che è stata strepitosa. Ecco. Poi vi do questa news che penso sappiate anche voi. E il vostro prossimo avversario di US Cup sono le inglesi dell'ECU, se non erro, cittadina vicino a Cambridge, quindi trasferta in Inghilterra, e lì se si passa si va in Final Four e non dico altro. Voi come la state vivendo questa specie di sogno, se vogliamo, che deve ancora iniziare? Beh, intanto abbiamo pensato a questa partita. Certo, beh, era Adesso troppo importante questa era partita. troppo. Adesso da lunedì cominceremo a pensare al resto. Intanto abbiamo pensato a questa, l'abbiamo portata a casa e Certo, però sì, che era era fondamentale sia... fondamentale sia cioè, per tutto, sia per entrare in campionato, ma sia mentalmente per noi perché ci dà una carica, una secondo me, fiducia, e una certo, fiducia. Infatti certo. speriamo che... Complimenti ancora, Grazie mille. bellissima partita. Grazie. Grazie.